No, no, oggi niente frutta e verdura, ragazzi. Abbiamo mangiato tutto, non è rimasto nulla. Che mangione, Sammy Varinone. Tu non sei da meno. Vabbè, il pancione non si vede, siamo qua nascosti. Buongiorno, buon risveglio. No, ecco, grazie. Naturalmente Francesco fa vedere, no, che effettivamente non c'è neanche un pomodoro, non è rimasto più nulla. E l'anguria, che fine ha fatto l'anguria? Gnam! Grazie agli ascoltatori che ci vogliono bene, che ci fanno avere davvero tanti regali carini, ma soprattutto voi che ci date frinfron, sì, emolumenti attraverso il sito di Radio Libertà. Grazie, attraverso il conto corrente postale 37671294, 37671294, 376712, sto campionando, 37671294, che magari qualcuno non l'ha scritto, lo trovate su internet. Anche 5 euro. Santa polenta, come va? Come va? Siamo tutti qui a guardarci il cellulare oggi, Siamo tutti qui a guardarci il cellulare, diciamo. Non è che esplode questo, L'esplosione dei cercapersone. 500 membri di Hezbollah accecati. Perde la vista anche ambasciatore iraniano. IDF sposta le truppe verso nord. Cioè, ma erano cercapersone, non erano cellulari, non possono esplodere i cellulari. Sì, ogni tanto qualche piccolo, sai, quando la batteria proprio. Questi erano proprio modificati fin dall'inizio, ascolta me, sì, prima di distribuirli, di venderli, li hanno modificati, mi hanno dato una ciulata di quelle, davvero, quante volte compriamo qualcosa e diciamo, che fregatura. No, questa è stata una fregatura di quelle potenti. Interessante che nessuno specifica che questi signori, purtroppo morti o accecati, erano tutti quanti terroristi, ma non si dice, anzi cominciano a fare pena. Il Corriere, ore 15:30, blitz anti-Hezbollah, ma non si dice chi è questo Hezbollah, il partito di Dio. Se è il partito di Dio, giustamente sarà un buon partito. Esplodono tutti i cercapersone, perdono la vista in 500 e come vi dicevo, la domanda, no? I cercapersone esplosi di Hezbollah, un cellulare può saltare in aria così? Domande, risposte e ipotesi. Per fortuna che ci sono i giornalisti del Corriere, ragazzi. Per fortuna stiamo più tranquilli, il nostro cellulare non esploderà, soprattutto perché non siamo terroristi. Poi certamente, come dico sempre, la verità sta nel mezzo e stanno ammazzando troppi abitanti di Gaza, troppi bambini, eccetera, ma è una vera e propria guerra. Vedremo che qualcosa mi dice che queste cose fanno incazzare ancora di più. Questa è la notizia più importante del giorno, se non fosse che proprio nelle ultime ore ne è arrivata un'altra, forse più terribile, perché umanamente ha fatto parte della nostra vita, della nostra esistenza, di noi grandicelli, la morte di Totò Schillaci, grande eroe di Italia 90, ragazzi, i mondiali, le notti magiche e il suo sguardo, qui lo vediamo più grandicello sul sito di Repubblica, ma sul Corriere ce lo mostra proprio dopo un gol, quella faccia, era incredibile Totò Schillaci, veramente, quando giocava, e le sue facce sono rimaste nei nostri cuori. Tumore al colon, vabbè, ce lo siamo tolti, ce lo siamo tolti. Bello, bellissimo Francesco, veramente. Noi ce lo siamo tolti il tumore al colon, e il Totò Schillaci non è riuscito, e chiaramente quello che può dirvi Sammy Varin è soltanto
quello di riguardarvi, cari ascoltatori, controllatevi continuamente, è una rottura di palle pazzesca. Uno dice no, no, lascio stare, se mi devo ammalare mi ammalo, però poi quando ti ammali so cazzi e lì veramente ti sembra che finisca la vita, anche se non finisce. Ah, buongiorno, buongiorno, potere al popolo tra 10 minuti, un quarto d'ora, ripartiamo anche quest'oggi, signori, avremo tante polemiche di cui parlarvi certamente, e non soltanto i poveri terroristi che sono rimasti ciechi, ma adesso un terrorista cieco, poi come cazzo fa a fare il terrorista? Lo fa anche da cieco, no? Con il cane, col cane guida, va in giro ad ammazzare quelli che gli stanno antipatici con la mitragliatrice. Interessante teoria, Sammy Varin, non dire cazzate. No, oggi torneremo certamente sull'argomento più nostrano, le polemiche intorno alla Lega, a Matteo Salvini, al processo di Salvini e soprattutto quello che sta apparendo in giro per le strade, ragazzi. Vi mostrerò tantissimi striscioni che in tutta Italia sono lì appesi ai ponti, appesi alle finestre, l'unico a difendere i confini. Stiamo con Salvini, ma guarda, sto con Salvini sulle autostrade, sui ponti delle autostrade, l'unico a difendere i confini, stiamo con Salvini, grandissimi. Vabbè, ma guarda quanti, ma è incredibile, guarda, uno rimane perché vuol dire che c'è ancora gente che dice non arrendiamoci, perché questi ci vogliono zittire. Eh sì, i magistrati con la scusa di neutralizzare Matteo Salvini vogliono zittire tutti noi. Noi che abbiamo un'idea politica che può piacere, può non piacere, ma è un'idea democratica, ecco. Stiamo a vedere anche quest'oggi che cosa succede, signori. E chiaramente, signori miei, il bello di essere in diretta su una radio con la voce di Sammy Varin, storicamente aperto a voi, è che anche quest'oggi potrete entrare in onda con me chiamando 02 92 94 7222, che è il nostro centralone, e invito i nuovi ascoltatori, chi sta girando per caso sui canali televisivi o ci ha trovato sulla Radio DAB, memorizzate questo numero 02 92 94 7222, oppure tramite un messaggio WhatsApp, certo, il numero è 340 6709 659, lo ripeto, 340 09 659. Questo numero serve davvero in qualunque momento del giorno e della notte, perché se succede qualcosa, se vi viene in mente qualcosa che volete commentare, tranquillamente un messaggio scritto, un messaggio parlato o addirittura un video e ci arriva direttamente in redazione e noi appena entriamo in onda ne parliamo. A proposito di parlarne, a proposito della vicenda di Matteo Salvini e non soltanto, bella questa vignetta che sta girando in rete, Matteo Salvini che dice: in Italia la magistratura vuole farmi fuori, e Trump che dice: non dirlo a me, col proiettile che lo sfiora. È un momento interessante, questo è un parallelo che chiaramente se glielo fai davanti a uno del PD si mette a ridere, ma è un parallelo che molti gomblottisti hanno preso in considerazione. Sì, vabbè, questo qua, insomma, ce l'avete con la Salis. Vabbè che sparacazzate, però si può dire che sparacazzate la Salis o querela sempre? Il padre è sempre lì che ascolta. Italian member of the European Parliament, e la Salis che urla con la bandiera rossa: case e manganelli per tutti. Non tutti, ma quasi, insomma. Il suo pensiero a me personalmente fa molta paura, perché chiaramente esagerato, in pochissimi saranno d'accordo con lei, pochissimi mica tanto, perché insomma quelli che l'hanno votata sono parecchietti, e quelli che hanno votato la Sali sono quelli che non vogliono rispettare le leggi, diciamolo chiaramente, ma
La Salis è un altro cavallo di Troia, senza offendere nessuno naturalmente. Cavallo di Troia per chi? Per gli amici del PD, perché una volta che parla la Salis, loro la lasciano parlare. Quando ha finito entrano loro e dicono: "Oh, no, no, non siamo d'accordo, occupazioni di case, no, no, assolutamente, svuotare le carceri, ma ci mancherebbe". Però e a quel punto si introducono e nel pensiero dicendo che sì, però effettivamente Regione Lombardia, tutte queste case che deve sistemare, no, a Milano invece non c'entra proprio niente con le case dei popolari, neanche per sogno, capisci? Cioè portano il pensiero dalla loro parte, prendendo la Salis che ha tirato il sasso. È un qualcosa sinceramente di preoccupante. Preoccupa ancora di più quest'altro cartello di Silvia Sardone: i crimini sono in calo, non quelli degli stranieri. Allora, che i crimini siano in calo, già lì ce ne vuole per dirlo, però alla fine, facendo un calcolo, estremizzando di qua, e i crimini sono in calo, ma non quelli fatti dagli stranieri. Abbiamo un più 75% in 12 anni. Ragazzi, 75% in 12 anni. Il rapporto 2010-2022 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sui minori dice: le baby gang spadroneggiano tra furti, rapine, spaccio di stupefacenti e in testa all'ultimo indice di criminalità 8 città su 10 sono della sinistra. E anche qui naturalmente gli amici PD ne hanno risposto: ma non sono i sindaci che si devono occupare di sicurezza, guarda come hanno girato la frittata, ma guarda un po', e in molte di queste città non c'è neanche l'esercito. No, no, grazie, non lo vogliamo, hanno detto i sindaci pidini. Ma non sono mica i sindaci che si occupano della sicurezza, la colpa è del ministro dell'interno, va bene. Chi c'è? A Celini a Piantedosi? Vabbè, dopo ne parliamo. Dopo parliamo anche con Piantedosi. Prima di lasciarvi, signori, e certo, tra poco iniziamo ufficialmente la trasmissione, ma non possiamo non far vedere anche questo, pubblicato sul quotidiano La Verità di quest'oggi, che pubblica i gufi delusi. A proposito di Europarlamento, habemus fittum, abbiamo fitto, il vice perché presidente troppo, ma il vice fitto serve assolutamente avere un vice, soprattutto perché la notizia è questa, è che una carica importante all'Europarlamento l'hanno data per una volta a un rappresentante che non è di sinistra. Ma vi dirò di più, addirittura che è di destra. No. Oggi c'era Bonaccini ad Agorà, veramente che si è arrampicato su tutti i vetri possibili, immaginabili, e aveva ragione lui. Alla fine aveva ragione lui, perché dice: "Oh, tanto è una vicepresidenza, cosa vuoi che sia? Boh, tanto il PNRR, tanto quello che è stato deciso è già stato deciso e basta". Cioè, alla fine sti cazzoni politici naturalmente, hanno perennemente ragione loro. Però guarda un attimo che cosa scrivevano fino all'altro giorno sui giornali. Una premier contro l'Europa, la dannosa anomalia italiana, per il fatto che non abbiamo votato la von der Mayer. Dai. Enrico Letta: Meloni voti von der Leyen, l'Italia che si astiene rischia l'isolamento. Sulla Stampa: gli errori del no a von der Leyen. Sul Foglio: fare i conti con un'Italia da 0 titoli. Meloni, una scelta fallimentare. Lorenzo Castellani, storico e politologo. Luis Guido Carli, quello dell'olio: l'autogol di Meloni, scelgo la coerenza. Ma ora l'Italia rischia di finire in Serie B. Questi tutti i titoli dei quotidiani nelle scorse settimane, perché non abbiamo appoggiato la von der Leyen. Il richiamo della foresta, Meloni contro Ursula e gli interessi dell'Italia. E ancora gli amici di Repubblica: Ursula è la scelta dissennata di Giorgia.
La Queenmaker Meloni è riuscita a essere irrilevante nell'Unione Europea. Signori, robe veramente dell'altro mondo che noi abbiamo digerito. Abbiamo fatto anche il ruttino e siamo contenti, insomma, ci sentiamo meglio. Una volta digerito ci sentiamo meglio e diciamo bene. Ciao, arrivederci, perché la vicepresidenza ce l'abbiamo in Europa. Fitto è con noi, è con il tuo spirito e con il vostro spirito. Sammy Varin ritorna tra 10 minuti e un quarto d'ora. Potere al popolo inizia ufficialmente tra poco.